God Save the Wine, siamo a Natale, è Natale anche a Pantelleria, non lo direste perché ovviamente non c'è la neve, però anche lì può far fresco e stiamo a chiedere a Gian Domenico perché regalare un vino Abraxas è una buona idea per Natale e ovviamente secondo quale vino in particolare. Regalare Abraxas vuol dire regalare un'emozione, regalare un'anima, perché questi vini vuol dire farli con l'anima e con l'emozione. È un vino che si fa con tutto a mano, si raccoglie a mano, si produce a mano in un'isola difficilissima, è un'isola faticosa, come dice mia figlia sostanzialmente. Quindi è un'emozione da raccontare ed è un prodotto particolare. Abraxas ha una storia, perché comunque sono tanti anni di esperienza e di storia che vengono poi tradotte in questi prodotti, in particolare col passito, che il colore di questo passito sono i tramonti di Pantelleria, quindi da questo punto di vista è importante raccontare questi. Ora, per Natale questo ecco, è adatto per Natale chiaramente a fine pasto o come si dice a meditazione. Meditazione, assolutamente sì, e in un periodo così freddo avere questo calore del sole che noi vediamo ogni sera a Pantelleria è sempre una bellissima emozione. È un abbinamento particolare perché con i biscotti, con la pasticceria secca, col panettone, un abbinamento particolare che è venuto fuori con questo al di fuori di quelli classici. Beh, noi li abbiamo provati molto col cantuccio, visto che siamo in Toscana è giusto provarli, che è un prodotto col dolce secco, ha il suo perché, e ovviamente con la ricotta, perché la ricotta è un prodotto che viene dalla Sicilia e quindi si sposa benissimo la ricotta dolce. Ma secondo me anche una ricotta salata, fichi e ricotta, una bella merenda un po' alternativa. Sì, infatti in questi ultimi anni si esplora anche molto il territorio oltre il dolce e quindi questi prodotti col salato, queste belle contraddizioni cominciano ad avere anche il loro interesse. Un bellissimo Natale, lo zibibbo moscato che in queste parti però si chiama zibibbo e lo zibibbo appunto è il sinonimo di uva dolce, di uva passita, ma in questo caso un'uva grandissima passita per fare un vino dolce incredibile. Auguri, grazie. Grazie a voi tantissimo e buon Natale.